Bene. L'amarezza del patriarca Francesco Moraglia verso il misterioso autore dei volantini diffamatori nei confronti di 5 sacerdoti della diocesi. Il cerchio intorno ai responsabili è sempre più stretto. Sulla sicurezza Brugnaro ha fallito, durissimo atto d'accusa verso il sindaco di Venezia dal presidente della municipalità Martini. I vigili tornino a fare i vigili per il controllo della città e non per contare i turisti. Riorganizzazione di 3.850 agenti di polizia urbana in servizio negli enti locali del Veneto. A Palazzo Ferrofini approda il progetto di legge sulla nuova polizia locale presentato dall'assessore Corazzari. Contrasto al bracconaggio, raffica di controlli dei carabinieri forestali tra il veneziano e il rodigino, sanzioni e sequestri. 5 romeni fermati dai carabinieri di Marghera perché sospettati di essere gli autori di ripetuti furti che in questi ultimi tempi sono stati messi a segno nel veneziano. Ieri l'ultimo al Vale Center di Marcon. Centinaia di interventi dei vigili del fuoco, allagamenti e disagi in montagna per la neve. Febbraio si apre con l'emergenza maltempo che si sta abbattendo su tutto il Veneto. Appuntamento a Venezia per la celebrazione del patrono dei giornalisti San Francesco di Sales col patriarca Moraglia e il neo direttore della comunicazione della Santa Sede, il veneziano Andrea Tornielli. Buonasera, dunque ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3 da Venezia. Come cristiani dobbiamo perdonare, ma questo non significa che i responsabili dei volantini diffamatori contro i 5 sacerdoti veneziani non debbano essere puniti dalla giustizia terrena. Così il patriarca Francesco Moraglia è tornato sulla recente ferita ancora aperta nella curia veneziana. Mi sono messo nei panni delle persone offese, soprattutto anche dei familiari delle persone offese, delle comunità che si sono sentite toccare da una mano anonima, da una mano che ha detto delle cose gravissime. Il patriarca Francesco Moraglia torna a esprimere tutta la sua amarezza verso il misterioso autore dei volantini diffamatori nei confronti di 5 sacerdoti della diocesi. Il cerchio intorno ai responsabili è sempre più stretto dopo l'identificazione da parte dei carabinieri di Venezia della persona che aveva affisso nottetempo i fogli nella zona di San Zulian. Io credo che l'esortazione al perdono, a vivere questa situazione come la vivrebbe il Signore Gesù, quindi con fede e anche con capacità di perdono, non voglia dire anche il desiderio di arrivare a una giustizia umana che rimane sempre umana, ma è qualcosa che è dovuto a chi in qualche modo è stato ingiustamente toccato. La zona dove sono comparsi i volantini era stata nei mesi scorsi teatro della protesta contro la curia di alcuni fedeli che non avevano accettato il trasferimento del parroco di San Zulian, Don Massimiliano d'Antiga. Nelle scorse ore il nuovo sit-in in difesa del sacerdote e dei genitori del suo gruppo di preghiera settimanale, che prendono le distanze dall'episodio dei volantini, ma ricordano come anche Don Massimiliano fosse stato vittima di una simile azione diffamatoria. Quello che un po' è brutto, diciamo, è che la curia giustamente si sia attivata al pieno adesso, però che non l'abbia fatto anche quando è stato il suo momento, che è stato accusato per 5 anni con volantinaggio, però non si è mosso mai nessuno. Per andare incontro alle richieste dei genitori, il patriarca aveva proposto che Don Massimiliano continuasse gli incontri settimanali, pur non essendo più il parroco di quella chiesa. Il sacerdote aveva rifiutato, preferendo prendersi un periodo di riflessione. Lui è stato cacciato in una maniera violenta, diciamo, per cui capisco la sua reazione di allontanarsi e ritirarsi per un periodo di preghiera. Siamo qui per dire che non ci siamo dimenticati di Don Massimiliano e di quello che ha fatto per noi, spiegano i genitori, e che continuiamo a volergli bene. Qualche volta io l'ho sentito perché sono preoccupata dal suo stato di salute. Lui è una persona molto emotiva e di conseguenza ci preoccupiamo della sua salute, ecco sì, ogni tanto lo sentiamo per sapere come sta. Le libere scorribande dei ragazzi che picchiano e creano paura in città sono anche la prova del fallimento del cardine con cui il sindaco ha vinto le scorse elezioni. A lanciare l'accusa è il presidente della municipalità di Venezia, Murano Burano, il presidente Andrea Martini. Non c'è in città un presidio
adeguato, e questo fa pensare alla campagna elettorale del nostro sindaco, che era basata tutta sul tema della sicurezza. Non usa mezzi termini Andrea Martini per sintetizzare la scarsa percezione della sicurezza dei veneziani del centro storico, sorpresi ultimamente a fronteggiare il fenomeno delle libere scorribande dei ragazzi che picchiano e creano paura in città. Certo, occorre interrogarsi sulle responsabilità di famiglia a scuola, sul clima di odio e di violenza diffuso nel nostro tempo e purtroppo nel nostro paese, ma, accusa Martini, sono un chiaro segnale del fallimento degli impegni presi dal sindaco Luigi Brugnaro. Accadono fatti gravissimi in cui alcuni cittadini cercano autonomamente, nel senso di bloccare questi ragazzi che sicuramente hanno alle spalle problemi grossi a livello di famiglia, educazione, eccetera. Però anche la città dovrebbe rispondere in maniera adeguata a questo tipo di problematiche. I denari del bilancio comunale per armare i nostri vigili, per far loro frequentare corsi di addestramento, per far molte nuove assunzioni e per addestrare nuove leve a inseguire i venditori di borse, incalza Martini, hanno portato a blitz sporadici e teatrali e però pure alla recente e indisturbata ondata di violenza che si registra in città e che spaventa i cittadini. C'è una paura ormai diffusa, e questa che viene definita baby gang sta operando in città in maniera molto sfacciata, nel senso che non c'è controllo. Secondo il presidente della municipalità non servono quei superpoteri che il primo cittadino invoca oramai sempre più spesso quando non riesce a risolvere o quantomeno ad affrontare i problemi. Qui si tratta, suggerisce, di tornare a distribuire la presenza dei vigili nelle diverse parti della città. Insomma, il vigile urbano torni ad essere vigile urbano, cioè sia messo in grado di vigilare sulla vita quotidiana del territorio cittadino che fortunatamente, chiosa Martini, ancora si sviluppa in tutta la nostra città. Intanto approda in Regione la nuova legge sulla sicurezza voluta dalla giunta di Luca Zaia. Vigili troppo spesso concentrati nelle grandi città, lasciando sguarniti i piccoli centri. Per risolvere questo e altri problemi è iniziata in Consiglio regionale la discussione della nuova legge in materia di polizia locale e politiche di sicurezza. Bisogna considerare la realtà delle grandi città e le realtà invece dei comuni piccolini che sono in difficoltà, che hanno pochi vigili, in alcuni casi neanche uno, per cui penso che se andremo ad ascoltare i sindaci di tutti i territori cercheremo di dare delle risposte. Il progetto di legge della Giunta, presentato in commissione dall'assessore regionale della sicurezza Cristiano Corazzari, prevede una riorganizzazione complessiva dei 3.850 agenti di polizia urbana attualmente in servizio negli enti locali del Veneto. Un numero che va accresciuto fino a raggiungere il parametro convenzionale di un agente ogni 1.000 abitanti. I diversi corpi dovranno dialogare maggiormente attraverso nuovi percorsi di formazione del personale e la condivisione dei servizi informativi. Altri aspetti della legge riguardano il coordinamento con i diversi soggetti privati che si occupano di sicurezza, dalle agenzie di vigilanza al controllo di vicinato e la messa in rete dei diversi sistemi di videosorveglianza. Il Ministro dell'Interno vuole finanziare, Matteo Salvini, nuovi interventi e oggi abbiamo una situazione in cui queste realtà e i comuni non si parlano. Se invece riusciamo a mettere in rete la tecnologia, avremo le nostre città monitorate e la lotta quotidiana alla microcriminalità che fanno benissimo le forze dell'ordine può essere anche di supporto con la polizia locale. 5 cittadini romeni, tra cui 3 donne, sono stati fermati dai carabinieri di Marghera perché sospettati di essere gli autori di ripetuti furti che in questi ultimi tempi sono stati messi a segno nel veneziano. L'ultimo proprio ieri in un negozio del Vale Center di Marcon, dove sono stati rubati capi d'abbigliamento per un valore di oltre 1.600 euro. Le perquisizioni nei bungalow abitati dai fermati hanno consentito di recuperare diverse aree furtiva, capi d'abbigliamento, cosmetici, oggetti d'arredo, orologi, scarpe per un valore di ben 14.000 euro. E ora parliamo invece di contrasto al bracconaggio, raffica di controlli dei carabinieri forestali tra il veneziano e il rodigino. L'hanno chiamata Operazione Delta del Po e in meno di una settimana ha portato a 9 denunce e 38 sanzioni amministrative comminate. Contrasto al bracconaggio, controlli notturni e diurni negli ambienti umidi e lungo i canali del delta delle 2 province, Venezia e Rovigo. 7 cacciatori, un ristoratore e il proprietario di un'armeria denunciati dai carabinieri forestali dei 2 gruppi.
Dei 7 cacciatori, 4 esercitavano l'attività venatoria con l'ausilio di richiami elettronici vietati. 3 invece sono stati sorpresi in possesso di un esemplare di oca selvatica appena abbattuto e con munizioni e parti di armi non denunciate. Denunciati anche il titolare di un ristorante e il proprietario di un'armeria di Campagnalupia. Sequestrati complessivamente, tra l'altro, 5 fucili, 2 canne per fucile non denunciate, 541 munizioni spezzate e 27 munizioni a palla. Dopo aver rubato vari articoli di profumeria del valore di circa 2.000 euro, ha cercato di uscire dal negozio. Una commessa si è accorta del furto e ha cercato di fermarlo. Lui l'ha aggredita strattonandola e poi si è messo a correre. Le indagini hanno portato i carabinieri a identificare e arrestare il giovane che lo scorso 10 dicembre ha rapinato una profumeria di Portogruaro. Si tratta di un 24enne romeno in Italia senza fissa dimora. È stato rintracciato a San Stino di Livenza e accompagnato nel carcere di Pordenone. Il cadavere di un'anziana è stato trovato in un canale adiacente a un campo sportivo di Quarto d'Altino. A notarlo sono stati dei passanti che hanno subito dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti inutilmente i sanitari del SUEM 118 e i carabinieri. Il corpo appartiene a una donna di 81 anni del posto. Il cadavere non presentava ferite o altro genere di lesioni, tra le ipotesi quella di un incidente oppure di un malore che avrebbe portato la donna a finire nell'acqua gelida senza avere poi la possibilità di uscirne, di riprendersi. L'indagine di rito è stata affidata naturalmente ai carabinieri. Cambiamo pagina, protesta in centro storico contro le politiche migratorie del governo giallo-verde. Vediamo. Siamo qui perché non è vero che l'Italia è fatta tutta di persone che stanno con il governo e contro i migranti. Moltissima gente, probabilmente quella che non manda tanti messaggi su Facebook di insulti e di cattiverie, ma tantissima gente sta dall'altra parte. E io faccio parte insieme a tutti, anche se piove, forse potremmo essere 3 volte tanti, di quelli che pensano che l'accoglienza sia una buona cosa. Una cinquantina di persone ha manifestato nel pomeriggio in Campo Manin a favore dell'accoglienza e contro le politiche migratorie del ministro dell'Interno Matteo Salvini, paragonate senza mezzi termini a fascismo e nazismo, come ormai abituale a certe latitudini politiche. Per questi temi che riguardano i respingimenti siamo assolutamente dalla parte dei più deboli, dalla parte dei respinti, soprattutto in questo periodo in cui si commemora la Shoah e lo sterminio e la persecuzione di altre minoranze. Stiamo diventando inumani, c'è un odio verso l'altro, c'è una paura che sta veramente diventando una cosa fuori del normale, non si può più accettarla. Dobbiamo manifestare tutti, anche se purtroppo manifestazioni ne stiamo già facendo parecchie, però non è che per il momento servano a molto. L'appuntamento veneziano fa parte di un'iniziativa nazionale chiamata L'Italia che resiste, lanciata da svariate sigle e associazioni di sinistra. L'idea era quella di formare una catena umana intorno a Cafarsetti, sede del Comune di Venezia, ma la Questura ha autorizzato solo l'assembramento in Campo Manin, dove sono stati esposti cartelli e intonati canti a favore dei migranti. I migranti ci servono per l'occupazione, per i lavori più biechi. Senza di loro, tra l'altro anche dal punto di vista anagrafico, siamo in un paese di vecchi, abbiamo bisogno di rigenerare anagraficamente la cittadinanza. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete come sempre con noi, torniamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con il telegiornale di Antenna 3 di Venezia. Parliamo di pensioni perché l'Anci Veneto ha inviato ai sindaci una circolare con le nuove misure governative per reddito di cittadinanza e appunto pensioni, contenente un focus sull'effetto di queste disposizioni sulle dotazioni organiche dei comuni. Abbiamo deciso di realizzare un monitoraggio, spiega la Presidente Maria Rosa Pavanello, per capire gli effetti che quota 100 può avere sulla dotazione di personale delle amministrazioni. Infatti meno personale può comportare il rischio di un rallentamento dell'operatività delle amministrazioni che già sono in carenza d'organico. Questo si traduce per i cittadini in una possibile diminuzione dei livelli e degli standard dei servizi. Questo dunque il monito dell'Anci.
Il fenomeno dell'acqua alta a Venezia questa mattina ha raggiunto i 113 centimetri di altezza sul medio mare. Si tratta di una marea molto sostenuta, il codice infatti è arancione che ha interessato il 16% circa del suolo della città storica. Secondo la previsione era stata annunciata un'acqua alta a 115 centimetri sul medio mare. Il centro maree del Comune di Venezia prevede per le prossime ore, intorno alle 23:40, una massima di 110 centimetri. Sono oltre un centinaio gli interventi effettuati dai vigili del fuoco bellunesi. Ci spostiamo dunque in tutt'altro scenario per l'emergenza maltempo in atto da ieri mattina a questo pomeriggio. La neve sta causando pesanti disagi e non poche polemiche. Isolata Misurina, Cortina in tilt stamattina per team e pullman di traverso sulla strada. Blackout a ripetizione dal Cadore al Comelico. Vediamo. Il maltempo sta mettendo nuovamente a dura prova la montagna veneta. Nel Bellunese la neve ha sfiorato il metro d'altezza a Cortina, ma in Comelico, come potete vedere in queste immagini registrate a Padola, la coltre ha raggiunto il 1,5 metri. Da stanotte si susseguono i blackout che hanno lasciato senza energia elettrica molti comuni bellunesi, da Igne a San Vito di Codore, da Digonera e Caprile in Agordino al Comelico. La statale 51 di Alemagna stamattina è stata chiusa ad Acquabona perché il traffico a Cortina è andato letteralmente in tilt a causa della montagna di neve affrontata spregiudicatamente da autisti di camion e pullman senza catene. Tutti i passi dolomitici restano chiusi per valanghe. L'allerta è di livello 4, cioè il massimo, con i rischi maggiori per la viabilità e gli impianti sciistici. I disagi patiti nuovamente dai bellunesi sono stigmatizzati nei messaggi postati sui social, col lettore della rabbia della gente che lamenta la mancanza di servizi a fronte di una nevicata prevista da una settimana. Fra le situazioni paradossali, quella postata da un utente che mostra sconsolato un mezzo spazzaneve dell'ANAS in panne perché privo di catene, trainato da un trattore privato. Senza catene, eccoli qua. Verso sud, al confine fra le province di Belluno e Treviso, l'acqua ha reso impraticabile la galleria di Segusino, che è stata chiusa al traffico. Ad Alano di Piave uno smottamento ha causato la rottura della tubatura dell'acquedotto e i tecnici del comune sono già al lavoro assieme a quelli della società ATS. Neve anche nel Vicentino. Sull'altopiano di Asiago si sono registrati accumuli di neve fresca fino a 43 centimetri. Le previsioni di ARPAV prevedono una tregua, ma pioggia e neve si ripresenteranno domani con minore intensità. L'allentarsi dello scirocco ha ridimensionato l'allerta per l'acqua alta a Venezia. La marea si è fermata a 112 centimetri sul medio mare. E riguardo proprio alle immagini di maltempo e di neve che abbiamo visto poco fa, ANAS sottolinea che per la gestione della viabilità durante le nevicate che hanno interessato la statale Alemagna, nella zona di Cortina d'Ampezzo e altre località del Bellunese sono stati operativi ininterrottamente da ieri 43 mezzi sgombraneve e spargisale e altrettanti operatori, oltre al personale di sorveglianza. E tornando sull'ondata di maltempo che a ottobre invece ha causato il disastro che tutti noi conosciamo sulle montagne venete, è arrivato oggi l'annuncio dello sblocco di altri fondi. Oltre al fondo da 53 milioni di euro già stanziato, a metà mese saranno erogati oltre 670 milioni di euro per risarcire i cittadini delle regioni colpite e finanziare gli interventi di messa in sicurezza. Lo ha annunciato il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro insieme al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa durante la visita a Di Mauro in Trentino, uno dei paesi più colpiti dal maltempo di ottobre. Possiamo dividerci sulle singole opere da realizzare, ma hanno aggiunto se non investiamo per mettere in sicurezza il territorio, le conseguenze del dissesto idrogeologico saranno sempre più devastanti. Cambiamo tema, appuntamento a Venezia questa mattina per la celebrazione del patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, con il patriarca Moraglia, il neo direttore editoriale del Dicastero della Santa Sede, il veneziano Andrea Tornielli. Non dire nulla di più della verità, non essere ambigui, sapersi fermare per raccontare anche le grandi cose. Sono incise nelle tavole della deontologia professionale i punti cardine che mossero Francesco di Sales nella sua instancabile opera di divulgazione pastorale, pubblicando e affiggendo nei luoghi pubblici dei manifesti scritti per raggiungere i molti che non avrebbe potuto incontrare nella sua predicazione.
Patrono dei giornalisti dal 1923, San Francesco dei Salvi viene ricordato ogni anno con celebrazioni religiose e incontri di approfondimento sull'essenza della comunicazione nell'ottica del Vangelo. Credo che sia un servizio importante di una informazione che non deve essere solo notare l'esistente, ma deve essere anche, e qui c'è in gioco la vera capacità del giornalista, aiutare ad interpretare, lasciando libero poi il fruitore dell'informazione di prendere una sua strada. Oggi a Venezia, nella Sala Santa Pollonia, l'appuntamento che ogni anno viene organizzato dall'Ufficio Stampa e Comunicazioni Sociali della Diocesi, insieme al settimanale Gente Veneta, in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti del Veneto e la sezione veneziana dell'Unione Cattolica Stampa Italiana. Ospite d'onore il giornalista e scrittore Andrea Tornielli, veneziano, già vaticanista del Giornale della Stampa, fondatore del portale Vatican Insider e neodirettore editoriale del Dicastero della Comunicazione della Santa Sede. Cosa significa comunicare la voce del Papa al mondo? Io credo che significa fare bene il lavoro giornalistico, e cioè cercare di capire qual è il messaggio che il Papa vuole comunicare, riuscire a sintetizzarlo bene e a contestualizzarlo bene. Questo credo sia il lavoro principale del giornalista e del giornalista professionista, che può aiutare a comunicare il messaggio del Papa come qualsiasi messaggio. L'incontro ha approfondito i temi della Chiesa e della comunicazione, i tempi di Papa Francesco in tutti i vari fronti e ambiti quotidianamente toccati dall'azione pastorale e dagli interventi del Santo Padre e dall'intera comunità ecclesiale. Era l'ultimo servizio per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione, come sempre vi lascio alle previsioni del tempo. Una buona serata e una buona domenica, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prevale ancora un tempo in prevalenza instabile. Nel dettaglio, sul Veneto sarà ancora una giornata incerta. Il cielo infatti si presenterà spesso nuvoloso e coperto, con qualche pioggia a carattere sparso, ma piuttosto frequente, alternata comunque a qualche pausa maggiormente asciutta e soleggiata. Temperature minime comprese tra i 5 e 8 gradi, massime comprese tra gli 8 e 11 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà l'instabilità a dominare. Anche sulla nostra regione infatti non mancherà qualche precipitazione sparsa e localmente anche di moderata intensità. Migliorerà via via entro la nottata. Temperature minime comprese tra i 7 e 8 gradi, massime comprese tra i 10 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà una domenica all'insegna ancora di locali nevicate, anche corpose e specie sull'Alto Adige e sui settori alpini di confine. La tendenza sarà un generale miglioramento entro le ore serali. Temperature minime comprese tra gli 0 e 3 gradi, massime oscillanti tra i 6 e 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.